Rieccoci, Giorgio Santarello è stato in silenzio per 2 ore di questa trasmissione e quindi la ringrazio perché non è facile venire qui, sta in silenzio, però adesso le do l'ampio spazio perché deve spiegare, lei è un dirigente, quindi... è un dirigente del lavoro della provincia di Padova, quindi ci ha portato delle tabelle, se mi fanno parlare con lei, non voglio farla parlare, e ce le spiegherà perché sono di una semplificazione, anche di un'importanza che la gente a casa può capire dal lavoro che c'è, il lavoro che non c'è, la famosa le tendenze, esatto, le tendenze, tutto quanto. Allora andiamo subito, e la regia, se può essere il contributo, andiamo con le grafiche, lei ce le spieghi iniziando da questa qui, prego. Sì, io volevo dare intanto un overview sulla situazione nei primi 9 mesi del 2013 con alcuni altri aggregati anche fino a dicembre, no? Perché chiaramente se poi spieghiamo anche gli aggregati che la gente a casa magari non capisce, con altre tabelle, esatto, che noi abbiamo avuto, semplici, ecco, esatto. Tenete presente che i dati sono dati amministrativi, quindi veri, che derivano dalle comunicazioni obbligatorie che le aziende devono fare agli uffici quando assumono delle persone o quando le licenziano, no? Compresi stage e qualsiasi altra cosa. Sono dati che abbiamo dall'INPS e sono anche dati che noi abbiamo dalla direzione lavoro per alcune altre questioni. Abbiamo nel 2013 una situazione che qua chiaramente la direttrice dell'Osservatorio del Mercato del Lavoro di Padova ci ha dato un po' più tranquilla, ma in realtà poi vedrete che i dati non sono così. Abbiamo avuto una situazione nel 2013 di gran lunga molto più difficile del 2012, anche perché l'entrata in attività, diciamo l'entrata così tra gli operatori del concordato preventivo in continuità ha creato un macello di tutte le aziende fornitrici, quindi abbiamo avuto una grossa difficoltà. Noi andiamo avanti con la tabella, va bene? Sì, va benissimo, il tasso vedete nel terzo trimestre il 6,5, oggi al 31 dicembre siamo al 6,7, 6,8 a livello regionale, però noi a livello padovano riflettiamo un po' quella che è l'indicazione regionale. Questo è il tasso di disoccupazione, giusto? Istat. Ma dove? In Padova, regione? Questo è a livello della provincia di Padova. Io sono un dirigente della provincia di Padova e quindi parlo però siccome la provincia di Padova riflette, noi l'abbiamo visto, l'andamento regionale, diciamo, più o meno, questo dovrebbe essere, vale anche per il Veneto, siamo sul 6,7, diciamo. Perfetto, andiamo pure con la pagella successiva, eccola qui. Vediamo che noi facciamo i saldi occupazionali, non facciamo come l'Istat che fanno delle indagini così a campione, noi andiamo a vedere i dati amministrativi. Vediamo che per esempio abbiamo un saldo, diciamo, tra gennaio e settembre 2012 rispetto al 2013, noi vediamo che i saldi, se andiamo a vedere sui giovani per esempio, no, abbiamo avuto una forte diminuzione da 3.130 a 2.295, quindi abbiamo avuto un saldo in negativo. Me lo spieghi meglio perché io non so capito. È il saldo tra sono i saldi tra le assunzioni e i licenziamenti. Esatto. Noi andiamo a prenderci i saldi, così andiamo a vedere l'andamento. Certo. Se andiamo a vedere i saldi uomini e donne, ritorniamo alla pagina prima, chiedo alla regia, ecco, grazie. Da 15 a 24 anni vediamo 3.130, chiaramente i saldi su un tot numero di assunzioni, un tot numero di licenziamenti, però il saldo è molto indicativo per noi. Se andiamo a vedere invece al 2013 abbiamo 2.295, lasciamo stare le classi intermedie che comunque hanno avuto un forte calo, vedete da 40 a 49 anni avevamo 925 di saldo, siamo a 3,50, ma se andiamo a vedere da 50 a 64 anni, ecco c'è stata una diminuzione e oltre i 64 anni
c'è stato un aumento chiaramente dovuto alla legge, anche alle nuove norme sulle pensioni. Andiamo alla pagina successiva. Le tendenze sono, abbiamo visto qui, calanti per entrambi i sessi, invece è più accentuata per le giovanissime e per i quarantenni, uomini e donne. Il risultato padovano, nel calo generale a livello delle province, di tutte le 7 province, è tra i più severi insieme a quello vicentino e trivigiano. Sono anche le province dove vi è un'attività produttiva, diciamo, articolata, manifatturiera molto più notevole. I settori che perdono il segno positivo che avevano nel 2012 sono il tessile e abbigliamento, il legno mobilio, l'elettronica, l'edilizia chiaramente ha avuto una caduta verticale e il peggioramento però l'abbiamo visto anche nel settore turismo e ristorazione e i servizi. Miglioramenti li abbiamo avuti nell'agricoltura, che aveva visto una ripresa, quanto molti disoccupati si rivolgono anche a trovare lavoro in agricoltura, e nella meccanica fine, per esempio abbiamo l'Alta Padovana, ma lì sono aziende di esportazione, quindi quasi tutte esportano all'estero, e la metallurgia componentistica, e poi i servizi operativi alle imprese chiaramente crescono perché con l'aumentare dei disastri che colpiscono le imprese hanno sempre più bisogno di consulenti. Commercialisti, consulenti. Eccola qui. Sì, abbiamo visto che l'occupazione, ecco, anche qui bisogna stare attenti a sta cosa, perché noi stiamo raffrontando il settembre 2013 e il settembre 2012, Cioè non è detto, noi vediamo che ci sono degli esiti negativi presso quello che è il comprensorio del Centro per l'Impiego di Padova e di Cittadella, ma sono risultati che precedentemente erano molto più positivi, mentre abbiamo un piccolo aumento, un impulso positivo nei colli e nella bassa occidentale, grazie alla ripresa della meccanica del settore agricolo, però rispetto a una situazione estremamente disastrosa, che si è aperto il tavolo sulla bassa padovana proprio per verificare quali sono i saldi occupazionali del centro. Questa è la tabella che dà un'indicazione per noi. Abbiamo i centri per impiego, cioè gli uffici di collocamento che hanno delle circoscrizioni, e quindi qui si vede l'andamento nelle varie, cioè mi faccio l'esempio, a Montagnana c'è questo picco qui, cosa vorrebbe dire? Questo era nel 2012, sì, gennaio-settembre, e raffrontiamo invece con il saldo occupazionale di 840 tra gennaio e settembre 2013, quindi c'è stata per far capire a casa, questo picco, prendo questo picco per questa colonna. 1960 era il saldo occupazionale di Padova, no? Vedete che sotto c'è scritto Padova, sì, del Centro per l'Impiego di Padova, che comprende anche Abano, eccetera, no? Nel 2012. Questo vuol dire che sono stati assunti... Nel 2013 vuol dire che la differenza tra assunzioni e licenziamenti nel 2012, gennaio-settembre, era 1960. Rapportato a gennaio-settembre 2013 troviamo che è 840 il saldo. Ma in meno, cioè sono stati assunti in meno? E quindi sono stati assunti in meno, perché da 1960 lei toglie 8,40, vengono a stare 1100 e passa in meno nel saldo occupazionale. Perfetto, tra assunzioni e licenziamenti. Andiamo nella pagina successiva, perché ne abbiamo molte da farvi vedere, eccolo qui. Ecco, una cosa particolare è il discorso dei contratti, perché noi andiamo a registrare con le comunicazioni obbligatorie che sono obbligate le aziende a fare al Ministero del Lavoro tramite la Regione, eccetera, e gli uffici di collocamento, le assunzioni e i licenziamenti. Ora andiamo anche a vedere quali sono i contratti, perché io dico, io ho fatto 100 assunzioni, vabbè, ma come? Sono stati stage, sono stati tempi determinati, sono stati lavori a chiamata, è molto diversa, no? Quindi andiamo a vedere la composizione. Nella pagina successiva, Claudio? No, era nella pagina di prima. Come? Era nella pagina di prima. Nella pagina di prima volevo questa. Sì, quella di prima. Sto ragionando di contratti. No, questa, andiamo a quella dopo. Quella dopo. Ragionando di contratti. Eccola qui. Quindi le assunzioni a tempo indeterminato sono calate del 6,9%. Il lavoro somministrato è aumentato
del 6,6%, e invece un forte calo sugli avviamenti a chiamata dovuti alle norme nuove della legge Fornero e delle collaborazioni coordinate cooperative, quindi i COCOCO cosiddetti, no? Che sono calati del meno COCOPRO, sì, scusa, sono calati al 31%, e poi invece una tenuta del tempo determinato, che è l'unico contratto che praticamente si può applicare. La grossa problematica, il calo dell'apprendistato. Sì, il grosso problema è un calo delle assunzioni di apprendistato. Ma perché? Perché il contratto di apprendistato, a differenza del contratto a tempo determinato, è un contratto a tempo indeterminato ed è molto lungo, perché l'apprendistato può durare 2-3 anni. E quindi c'è il rischio. Cosa succede in questo momento particolare, dove abbiamo avuto sì un'iniziativa dei governi precedenti, che però in parte si è affossata e non si è realizzata? Abbiamo l'incertezza dell'imprenditore, e quindi l'imprenditore, prima di fare assunzioni a tempo indeterminato, ci pensa. Però puoi interromperle in ogni momento. Santarello, andiamo perché ne abbiamo tante a far vedere. Mi aveva detto che era rapido nello e poi c'è tutta la burocrazia. Andiamo pure avanti con le pagine, prego. Sì, Santarello. Arriva questa, ecco, le ore di... Vabbè, questa è un'altra questione, l'ordinaria, la cassa integrazione ordinaria che si dà alle aziende per momentanee difficoltà è aumentata del 16%. Andiamo pure avanti. La straordinaria del 43%, abbiamo avuto nel 2013 come non mai un 70-75% di aziende interessate a concordati preventivi, a fallimenti, il contrario dell'anno precedente. Andiamo avanti. E le casse in deroga sono calate all'8% per mancanza di finanziamento, perché le persone non è che possono aspettare 8-9 mesi per avere la cassa in deroga, e quindi preferivano essere licenziate ed avere almeno l'indennità di disoccupazione, che adesso si chiama ASPI. No? Avanti. Eccolo qui. Gli ingressi in mobilità, come sono i licenziamenti delle grandi imprese, queste, delle imprese con più di 15 dipendenti, sono aumentate del 55%, perché ormai intanto dobbiamo pensare che quasi tutte le imprese hanno terminato i 3 anni di cassa integrazione stabiliti per legge sul quinquennio, che è iniziato il 2010, quindi adesso stiamo terminando il quinquennio, siamo al 2014, e quindi molti hanno utilizzato a mani piene la cassa integrazione sia ordinaria che straordinaria. E quindi adesso stiamo andando avanti. Andiamo avanti, eccolo qui, questa... Ecco, questa invece è l'attività dei centri per l'impiego, di tutti i centri per l'impiego della provincia di Padova. Vediamo che c'è un aumento negli anni, no, degli utenti accolti, sono passati a 253.000, questa è un'accoglienza che noi facciamo e per telefono e di persona, e attraverso il portale lavoro. Persone che si rivolgono al centro per l'impiego in qualche modo. Dato drammatico, non la persona che si presenta, perché il patto di servizio, che è pochissimo, meno del 10%, è ancora, come si chiama, basso, anche per carenza di organico, i colloqui con i lavoratori, che sono 10.000. Ho capito. Dunque non c'è nessun accompagnamento. Non solo, ma sono tutti in quelli calo. Sono utenti, scusi, dottor Iafora, questi sono utenti accolti, dove noi andiamo a registrare anche coloro che vengono per avere l'iscrizione allo stato di avere lo stato di disoccupazione, che gli può servire per andare dal medico, per andare in ospedale risparmiando, eccetera. Per motivi anche diversi da quelli del collocamento. Quelli che realmente cercano lavoro, abbiamo visto, sono circa 27-28 mila, perché noi li facciamo a tutti i patti di servizio, perché si possono fare sia online, noi li facciamo fare sia online sia di persona, quindi li registriamo. Santarello, andiamo con le tabelle che poi... Dottor, ma ricalcolate gli scoraggiati voi? No, questa è la cosa importante. La tabella precedente dice gli scoraggiati. No, non glielo scoraggiati. Cosa? No. Gli scoraggiati non sono, perché a quei dati sulla disoccupazione, no, non sono questi. I colloqui da 17 a 11.000, sì, è una tendenza negativa o degli scoraggiati? C'è la tendenza, perché il dato che sta dando il dottore dicendo di Padova, che è un dato un po' simile per tutto, comandamento per tutta la regione, a quel dato bisogna aggiungere quelli che vengono definiti NEET, con una bruttissima parola, acronimo inglese,
che sono quelli che non lavorano, non studiano e non cercano più lavoro. Andiamo avanti con noi ne abbiamo siamo in chiusura. Pochi rispetto al centro-sud. Santarello, abbiamo 140.000 in Diafora me le fa finire, Diafora. Andiamo a leggere queste. Qui invece sul MECI i posti di lavoro offerti, voi vedete dal 2012 erano 2.374, 2013 1.742. Cioè questi sono chi ha trovato lavoro. No, quelli sono i posti di lavoro offerti dalle aziende. Siccome si possono rivolgere a noi abbiamo avuto aziende e agenzie per il lavoro che ci forniscono sì, ma i hanno posti. trovato lavoro poi questi 1.742? Noi ne abbiamo segnalati 11.194 perché facciamo le preselezioni, ecco. E quindi io ritengo di sì, insomma, quasi tutti. Pensavo sapessi il dato, capito. Andiamo alla tabella successiva. Sì, però solo il 6%. Poi questo invece riguarda i disabili, anche qui comunque abbiamo tenuto perché da 1.700 nel 2012 sono stati iscritti 988 e segnalati alle aziende 3.894 su 4.132 e assunti 410 rispetto ai 429 in un periodo di grande difficoltà. Certo. Noi come provincia di Padova facciamo l'assunzione del doppio di tutte le altre province, questo, dottore, cioè di ciascuna delle altre province. Dottor Santarello, questo? Queste sono le vertenze che abbiamo avuto, perché voi forse non sapete, ma in provincia c'è un ufficio vertenze che fa le mediazioni sia per la richiesta di cassa integrazione sia per le richieste di licenziamento collettivo che non si risolvono a livello aziendale, quindi vengono da noi a fare le vertenze. Noi abbiamo ricevuto 389 pratiche, questo significa nel 2013 rispetto al 2012, quindi di queste circa 240 sono state risolte a livello sindacale, quindi extra, però noi dobbiamo avere comunque la segnalazione, mentre gli accordi sottoscritti a Padova su quelle vertenze che non si risolvevano a livello sindacale sono state 149 che hanno portato ad accordi di cassa integrazione, vedete che numero alto ancora, 109 accordi, e contratti di solidarietà 6. Tenete presente che questi contratti di solidarietà riguardano aziende molto grosse e incidono per 555 lavoratori che sarebbero stati licenziati, quindi noi abbiamo salvato. E anche gli accordi sulla mobilità voi vedete che sono aumentati, ma questo in virtù del fatto che le aziende avevano precedentemente ricorso alla cassa integrazione per lo più delle volte con mobilità volontaria per un anno e poi non si era risolto. Io le do, eccolo qui. Queste sono le iscrizioni in lista di mobilità che riflettono il dato che vi ho fatto vedere prima, quindi un aumento enorme. Da 1526 siamo passati a 2661, quindi più il 50%, questa è l'ultima tabella, quindi 55% di Santarello, la situazione è peggiorata notevolmente. Non lo so, cioè, fate voi i conti con i dati che vi ho dato, è una situazione veramente cioè in 4 drammatica. anni la somma fa quasi, solo nella provincia di Padova, 2, 3, 5, 7, 8.500, abbiamo perso 12.000 posti di lavoro. Sì, sì. Ecco, occupati. La domanda delle è aziende industriali, solo delle aziende Santarello, industriali. e visto che Padova è molto vicina, insomma, al ragionamento regionale, insomma, diciamo che questi dati si possono anche catalogare come dati regionali, insomma. Più o meno. Ogni provincia poi ha le sue specificità. Quella proiezione dà per esempio il fatto che nel solo, lo può dire anche il dottor Santarelli, in Veneto dal 2009 al 2013 sono perse 80.000 posizioni di lavoro. Cioè 80.000 occupati a tempo indeterminato sono spariti. Certo. E si sono, come dire, e 140.000 si sono aggiunti, 140.000 risultano disoccupati, e ce ne sono 130.000 che sono in stand-by, la cassa ma sono i disoccupati attivi, no? 140.000 poi sono disoccupati attivi, nel senso che con la legge 181 del 2000 è intervenuta una novità, cioè il lavoratore, il disoccupato che si iscrive nella lista, non è che sta lì senza fare niente ed continua a essere disoccupato. Se non si attiva per trovare il posto di lavoro, no?
o si attiva ad andare al centro per l'impiego per farsi fare il colloquio, non viene più considerato disoccupato. Sto chiudendo. Io mi auguro davvero che questi dati vengano cancellati. Posso dare velocemente? Devo chiudere. Ma per completare questa cosa dal punto di vista delle imprese, velocissimo. Allora, un'industria padovana dice, tanto per fare il quadro e quello che diceva Santarello, 20, su 100.000 imprese che è più o meno, diciamo, il patrimonio dell'industria qui a Padova, 25.000 sono quelle che sono morte, 25.000 sono moribonde, il 50% è messo così e così. Questa è la cosa a completamento di quello che diceva lui. Possiamo in caso di chiusura, come diceva lei, la politica deve prendere in mano, e auguriamoci che Renzi, da quello che dice, mantenga o lo facciano mantenere le promesse che ha fatto. Deve essere deciso questo, il governo, il futuro governo, deve essere... Non possiamo sostenere quell'Europa di secondo livello, tipo la Romania, la Polonia, eccetera, che ha necessità di industrializzarsi, cosa che non è stata fatta prima per i motivi, eccetera. No? Quindi questo capitalismo, che è quello che abbiamo scritto sul titolo Capital Comunismo, il capitalismo approfitta di questa defiance degli ex paesi comunisti per riuscire a trasferire là, avere un basso costo di manovalanza e un basso costo di tasse per poter produrre e guadagnare di più. Bisogna che stabiliamo qual è il limite di questa Europa nell'ordine di tempo. Non è che possiamo, adesso entra il concetto della Turchia. Se entra la Turchia è un altro disastro, perché la Turchia ha bisogno di aziende e di industrie per crescere, ma non possiamo togliere da una parte per mettere dall'altra, perché non ha senso. Dobbiamo gradualmente educare i signori della Turchia piuttosto che i bulgari o i croati eccetera a diventare imprenditori come siamo diventati noi negli anni 60. Il boom economico era perché la gente si inventava di fare le scarpe, che era una cosa banale, però siccome le scarpe non c'erano eccetera, no? Io mi ricordo quando sono partite le emittenti locali e non c'era ancora Mediaset, noi campavamo nella vendita di pentole. Cosa succedeva? Che gli italiani non avevano le pentole a casa. Ancora adesso gli italiani comprano i materassi in televisione. No, perché non hanno il materasso a casa. C'è un fenomeno che va capito, gestito e migliorato. Non è detto che noi vogliamo negare l'aiuto agli altri paesi, ma non possiamo portarli al nostro livello, cioè togliamo risorse di qua e le mettiamo di là. Perché? Perché non ha senso. Noi creiamo ricchezza dall'altra parte, creiamo miseria anche dall'altra parte e creiamo miseria da questa parte, perché poi quelle cose che vengono prodotte in Polonia, i polacchi non sono in grado di comprarle perché comunque costano ancora troppo care. Ecco. L'altro aspetto è quello invece dei paesi tipo la Cina che sotto un regime decisamente comunista e quindi possono imporre una produzione a costi zero, no? E importare al prezzo che vogliono, e l'operazione è fatta sullo spread tra il renminbi, che è la moneta cinese, e l'euro. Anzi, cosa fanno i cinesi? Investono sull'euro, perché più alto è l'euro, più loro guadagnano nell'esportazione. Allora perché non mettiamo delle tasse, non mettiamo dei dazi quando vengono importati? Allora ci sono dei prodotti che normalmente nei negozi vengono a costare 20 euro, all'origine costano 50 centesimi. Allora se io ci metto anche pure da noi, pure la produzione interna, un vestito Armani costa in termini reali 40 euro e viene venduto perché sono fatti a Prato dai cinesi che no, ma sono fatti anche viene dal Bangladesh, è la solita cosa. Non è il problema, sì, il togliere la dignità del lavoro e della gente non può essere economia, perché la paghi prima o dopo e non può continuare a scappare, perché allora quando cresce questo lo continua a spostare le aziende. E giustamente i tedeschi che sono abbastanza e hanno un principio: il cittadino tedesco è lo Stato, il cittadino italiano non è nulla. Ma questo lo diceva in tempi sospetti nel ventennio famoso, anzi decennio del buon Baffetto, no? Diceva dove c'è un tedesco è territorio tedesco. E cedeva ovviamente. Dove c'è un romano è territorio romano, tornando nel questo è il grave. Ma i romani è Roma. Vabbè, speriamo che anche queste trasmissioni aiutino a risolvere i problemi del paese.
che davvero mi sembra siano tanti. Grazie a Emilio Viafori di essere stato con noi, grazie a voi, grazie a Renato Marcon e a Luca Ruffin, grazie a Giorgio Santarello, a Ladino Lorin, a Flavio Pinton, grazie al professor Manocase, grazie a lei Giorgio per la realizzazione di questa missione. Vi do appuntamento a giovedì, Gioventù Politica, l'unica emittente che fa parlare i giovani che vogliono avvicinarsi al mondo politico, giovedì sera alle ore 21. Buonanotte a tutti. Grazie.